Mestre, un fiume di gente in corteo per la sicurezza nel nome del 26enne ucciso dal rapinatore in Corso del Popolo al grido di riprendiamoci la città, polemiche per l'assenza del sindaco Brugnaro. 2 tragedie sulla strada nel veneziano in poche ore. A Jesolo, 20enne di Eraclea muore nell'auto finita in un fossato. A Camponogara, 30enne perde la vita in moto, 4 vittime in una settimana in provincia. Auto finisce fuori strada durante una prova speciale del Rally della Carnia, travolgendo 3 persone, di cui una grave. Alla guida del bolide il pilota trevigiano Mattia Zanin. Tragedia di Lavagno, mercoledì funerali della 58enne che ha sparato al figlio 15enne e si è tolta la vita. Il ragazzo era morto dopo 2 giorni di agonia in ospedale e sarà lutto cittadino in paese. Dolore e commozione a Villanova di Campo San Piero, si è spento all'hospice pediatrico di Padova il 16enne Andrea Mason, che per circa un decennio ha lottato contro un male rivelatosi poi incurabile. L'assemblea congressuale di ANCI Veneto rielegge il presidente Mario Conte, che suona la carica dei sindaci parlando di questione settentrionale e di politica che deve ispirarsi ai primi cittadini. Da Gaglio e da Marghera, 2 documentaristi veneti arrivati in Africa per raccontare la situazione dell'inquinamento da plastica nel continente africano hanno superato un'alluvione e il crollo di diversi ponti in Marocco. Oggi approdano in Mauritania. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con le immagini e con le voci della manifestazione in corso in questi minuti a Mestre. Migliaia di persone in corteo per ricordare Giacomo, il 26enne ucciso mentre tentava di salvare una donna vittima di un rapinatore in Corso del Popolo. Un grido solo nel corso del corteo: riprendiamoci la città. E poi ci sono le polemiche per l'assenza del sindaco Brugnaro. Ci colleghiamo subito con Renato Capoia insieme al nostro Filippo Fois, che stanno seguendo il corteo lungo le vie della città. Buonasera Filippo. Filippo, mi senti? Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Queste che vedete sono le immagini appunto in diretta di questo. Io ti sento forte e chiaro e spero anche tu a questo punto. Noi vi stiamo trasmettendo in diretta e come vedete alle mie spalle c'è un corteo interminabile. Abbiamo parlato con diverse persone che fanno da memoria storica alla vita sociale e politica di questa città e dicevano che era probabilmente da almeno 40-50 anni che non si vedeva una manifestazione così partecipata. Chi c'è oggi in piazza? A noi verrebbe da dire che ci sono un po' tutti, nel senso che abbiamo visto una folla molto composita, sia per quello che si tratta all'età, la classe sociale, anche le varie etnie che compongono una città multietnica come quella di Mestre. Il grido è riprendiamoci la città. C'era stata una manifestazione analoga l'anno scorso, quella volta erano state 5.000 persone, oggi probabilmente siamo vicini al doppio, per cui una partecipazione enorme in cui cittadini chiedono poi di vivere in una città che sia più sicura e soprattutto hanno voluto rendere omaggio a questo giovane che ha perso la vita cercando di aiutare una persona che si trovava in difficoltà, che stava venendo rapinata. Io ascolterei subito l'intervista che noi abbiamo raccolto con Sebastiano Bergamaschi, che era l'amico di Giacomo, la persona che si trovava con lui quella notte. Il sindaco ha detto che oggi chi sfila oggi è chi sta dalla parte di chi ha il coltello. Vabbè, sulle parole del sindaco sinceramente non commento, perché penso che si commentino da sole e credo che anche tante persone che l'abbiano votato si stiano rendendo conto degli anni che ha dedicato a prendere in giro le persone, a illuderle di avere la soluzione in tasca, mentre dopo 9 anni è evidente che questa soluzione non ce l'abbia. Inviterei a un religioso silenzio, ma evidentemente il sindaco non è in grado neanche di avere un minimo di decenza, ma la risposta di oggi sarà chiara e evidente. Noi l'abbiamo detto più volte, la manifestazione di oggi porta in piazza temi già citati e sicuramente non si portano in piazza per usare quello che è successo, ma al contrario si portano in piazza queste tematiche per rendere onore alla vita e alla morte di Giacomo, per un motivo molto semplice. Quelle politiche che la città chiede da anni sono politiche che potrebbero aver salvato la vita di Giacomo se fossero state applicate prima e potrebbero salvare altre vite se verranno applicate nel più breve tempo possibile. Questo è quello che cerchiamo di dire. Ieri un dipendente della CTV è stato attaccato da delle borseggiatrici dopo che aveva sventato un tentativo di borseggio e lui ha detto io non mi giro dall'altra parte. Sembra quasi un omaggio a quello che diceva anche Giacomo.
speriamo che quello che è successo riesca a creare un risveglio nelle tante persone, sicuramente nel reagire, ma nel reagire senza alimentare dinamiche d'odio, reagire e puntare, dedicare le proprie energie, sicuramente non girarsi dall'altra parte, ma parallelamente, se vogliamo dare una risposta concreta e che duri nel tempo, dobbiamo riprendere in mano una comunità che sicuramente è stata abbandonata a se stessa, ma che spesso si è abbandonata. Nell'individualismo con cui puntano a crescere e a farci vivere, noi dobbiamo ricostruire un tessuto sociale che invece sia in grado di essere presidio fisso su questo territorio. E questo era Sebastiano Bergamaschi, è ancora in fase di convalescenza, è stato raggiunto da una coltellata alla gamba quella notte tragica e si accompagnava grazie a una stampella. Vedete che qua continuano a sfilare persone, noi oramai il corteo sta terminando in piazza Ferretto, adesso siamo in piazzale Donatori di Sangue, è partito dalla stazione e ha raggiunto a Corso del Popolo, il luogo in cui ha perso la vita il povero Giacomo. Noi adesso sentiamo alcune delle voci che abbiamo raccolto nell'arco di questa manifestazione. Stanno sfilando quelli che vogliono ricordare oggi Giacomo Gobbato, un ragazzo straordinario che ha perso la vita e a cui oggi dobbiamo rendere omaggio in una manifestazione di dolore pubblico. Naturalmente non è solo una manifestazione di dolore pubblico, è anche una manifestazione per chiedere una svolta a Mestre, su Mestre, maggiore sicurezza, con maggiore controllo del territorio, ma soprattutto con politiche che possano contrastare il degrado. E oggi noi siamo qui perché vogliamo testimoniare che questa manifestazione non è una manifestazione di partito, come è stato detto da qualche parte. È ovvio che qui ci sia la convergenza di partiti, sindacati, persone schierate, ma questa è una manifestazione della città, dei cittadini che vogliono una città più sicura. Questa è una manifestazione che probabilmente nasce da lontano, da quella di 1 anno e mezzo, Riprendiamoci la città, che è contro tutta la situazione che su questo territorio si sta vivendo. Quest'ultimo evento di Giacomo è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La città è completamente allo sbando, c'è, come ben sapete, addirittura un procedimento giudiziario in corso per i vertici del comune, è una situazione totalmente insostenibile. L'amministrazione che abbiamo purtroppo non riesce a risolvere tantissimi problemi, che sia la sicurezza, che sia l'assistenza sociale, che sia il valore del territorio per i residenti e gli abitanti, che siano residenti o nuovi residenti, ed è per questo che è bene mettersi tutti insieme per ricordare all'amministrazione, sperando che cambi, per cambiare strada. Siamo fino in piazza Ferretto, tutti insieme! E queste erano le voci raccolte prima che cominciasse a sfilare questo lunghissimo corteo che, come vedete, oramai si trova a ridosso, anzi sta entrando già in piazza, come vi sta mostrando in questo momento Renato Capoia. Come detto, si è trattato di una manifestazione estremamente partecipata. Erano decenni che a Mestre non si vedeva una cosa del genere. Ci sono state delle polemiche, a livello politico, le avete sentite, e naturalmente si continuerà a parlare di questo argomento per molto tempo, probabilmente fino alle prossime elezioni comunali. Però direi che da Venezia è tutto, vi restituisco la linea. Grazie davvero a Filippo Fois, grazie anche a Renato Capoia per queste immagini che rendono l'idea della partecipazione a questa manifestazione ancora in corso a Mestre. Noi continuiamo con la cronaca. Motociclista trentenne di Fiesto ha perso la vita ieri sera intorno alle 23 a Campo Nogara nel tragico schianto con un'auto che si metteva da via Meritore lungo via Arzerini, dove il Centauro stava transitando. A perdere la vita Giorgio Nicotra, 30 anni, di Fiesto, originario di Montagnana. Devastante l'impatto tra i due mezzi. Sul posto i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi coinvolti e i carabinieri, ai quali spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica. La strada è stata chiusa per gran parte della notte. E incidente mortale sulle strade del Veneziano. Questa mattina a perdere la vita Angelo Loprete, 20enne, un'uscita di strada autonoma lungo via Piave Nuovo in direzione Eraclea. È la terza vittima in una settimana. Intanto Romina Ceccato dell'associazione Alba Luci fa sapere che a fine ottobre incontrerà il prefetto per un vertice sulla sicurezza stradale.
Una ruota che spunta dai fitti arbusti, poi la scoperta che poco distante c'è una macchina. L'allarme è lanciato intorno alle 7:30 del mattino da un passante. A bordo dell'auto senza vita Angelo Loprete, 20 anni, compiuti lo scorso 9 settembre. Una fuoriuscita autonoma, quella del giovane lungo via Piave Nuovo, strada regionale tristemente nota per gli incidenti che si sono verificati negli anni, spesso a causa dell'alta velocità. Solo di un anno fa la morte di 2 ragazzi, anche loro poco più che ventenni, più o meno nello stesso punto, prima di 2 leggere curve in corrispondenza dell'incrocio con via Canalcalmo. Arrivati i soccorsi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Angelo Loprete. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'auto qualche ora prima, nella strada di ritorno da una serata. Ancora presto per capire se il giovane sia morto sul colpo o dopo qualche ora. Sono infatti in corso le indagini della polizia locale, giunta sul posto con i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il ventenne dall'auto. Non si conoscono le cause della fuoriuscita, quello che è certo è che il ragazzo andava a velocità sostenuta nel momento dell'impatto. Un ragazzo molto molto solare, uno di quelli che ti viene incontro proprio per chiederti come stai e per cercare un rapporto. Una persona che non si arrabbiava mai, aveva iniziato a lavorare dopo gli studi. Sono episodi che lasciano naturalmente sbigottiti non solo i familiari ma anche tutta la comunità e tutta la cittadinanza. Angelo è la terza giovane vittima sulle strade del Veneziano in una settimana. È una lista che non termina più ed è molto molto preoccupante, sono tutte vite troppo giovani. Sicuramente dovremmo lavorare sulla sicurezza. A lanciare il grido d'allarme anche Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba Luci sulla buona strada. Nessuno rispetta, corrono, ma se io sorpasso e non ho la visuale dall'altra parte non ha la visuale dell'altra carreggiata, non si vede niente, rischiamo di fare il botto, un frontale. Con il prefetto di Venezia, Pelos, ci siamo già incontrati 2 volte, il quale appunto ha ascoltato tutte le categorie e ha detto a fine ottobre appunto ci incontreremo. Io vorrei arrivare a vittime zero, credetemi con tutto il cuore, però non voglio essere bugiarda, però proviamo a salvarne una oggi, una domani, magari forse arriviamo a vittime zero. Auto finisce fuori strada durante una prova speciale del Rally della Carnia, travolgendo 3 persone, una di queste è in gravi condizioni. L'organizzatore dice l'area di gara solitamente è interdetta al pubblico. Una persona è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata urtata da un'auto uscita di strada durante il Rally della Carnia. L'incidente nella mattinata tra Casanova e Fusea in comune di Tolmezzo. Secondo una ricostruzione, il pilota trevigiano Mattia Zanin, con a bordo il navigatore Matteo Pizzol, sulla linea di fine prova speciale numero 5 Val di Lauco, in prossimità del tornante a sinistra è andato a sbattere sul muretto di destra, ha perso il controllo della vettura che ha travolto la fotocellula del cronometraggio e ha sbandato ed è finito su un gruppo di spettatori, terminando la sua corsa all'interno di una scarpata per circa una dozzina di metri. Pilota e navigatore sono usciti illesi dall'incidente. 2 persone invece sono state investite, una delle 2 è rimasta ferita in modo grave ed è stata portata all'ospedale di Udine in volo, in codice rosso, ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato diversi traumi. L'altra persona coinvolta è stata invece trasferita nel vicino ospedale di Tolmezzo in codice verde per semplici accertamenti sanitari. Saranno celebrati mercoledì prossimo, 2 ottobre, i funerali di Alessandra Spiazzi e Andrea Feltre, madre e figlio coinvolti nel dramma familiare di Vago di Lavagno, dove lo scorso 20 settembre la donna, 58 anni, ha sparato un colpo di pistola alla nuca del figlio e poi si è tolta la vita. Il ragazzo quindicenne è morto lunedì scorso al Confortini dell'ospedale di Verona dopo che i medici avevano dichiarato la morte cerebrale. L'ultimo saluto a madre e figlio sarà alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Vago di Lavagno. Ieri la magistratura, completata l'autopsia, aveva concesso il nulla osta alle esequie. Per il giorno dei funerali il sindaco di Lavagno, Matteo Vanzan, ha proclamato il lutto cittadino. E dolore e commozione a Villanova di Campo San Piero. Si è spento nell'hospice pediatrico di Padova il 16enne Andrea Mason, che per circa un decennio ha lottato contro un male rivelatosi poi incurabile. Andrea faceva parte degli Stranger Teens, gruppo formato dai ragazzi ospiti dell'oncologia di Padova, i quali trovano 1000 modi per affrontare con maggior leggerezza le problematiche quotidiane. Iscritto al 4º anno dell'Istituto Tecnico Levi di Milano, Andrea si è ammalato a 5 anni. La malattia si è poi ripresentata in maniera ancora più aggressiva 3 anni fa, non dandogli scampo. La sua grande passione era il ciclismo.
Cambiamo argomento, siamo alla politica. A Treviso l'assemblea congressuale dell'Anci Veneto per la rielezione a presidente di Mario Conte, che suona la carica dei sindaci parlando di questione settentrionale di politica che si deve ispirare ai primi cittadini. Cari sindaci, la nostra è una filosofia di vita, lo sappiamo bene, quando diventi sindaco resti sindaco per tutta la vita, però credo che in questa fase storica questa filosofia debba diventare anche una filosofia politica, perché il paese nostro in questo periodo particolarmente complicato ha bisogno di questi ideali, di questi valori e di questa qualità amministrativa. Lancia dal palco della 17ª Assemblea regionale dell'Anci il partito dei sindaci. Mario Conte, primo cittadino di Treviso rieletto all'unanimità alla guida dell'Associazione dei Comuni. Chiama alla mobilitazione i primi cittadini di ogni appartenenza politica. Il governo deve ascoltare le istanze dei territori. Forse la politica oggi deve tornare ad ispirarsi ai sindaci. Abbiamo bisogno di essere sostenuti e ci mettiamo a disposizione per qualsiasi tipo di progetto, purché metta al centro i cittadini e le loro esigenze. Il suo sembrava il discorso di un presidente di regione. No, è sicuramente il discorso del presidente dell'Anci Veneto, che però rappresenta davvero tanta qualità. All'unanimità ha votato il nuovo ufficio di presidenza. Vicepresidente vicario è il Dem Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza. Vicepresidenti Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, Eric Pasqualon, sindaco di Carmignano di Brenta, Elisa Venturini, consigliera comunale di Casalserugo. Il partito dei sindaci non ha un colore di un partito politico, tanto che anche in questi anni Mario Conte, da presidente dell'Anci, con un governo o con l'altro, ha sempre saputo tenere il punto e anche dire con forza quando le cose decise dai governi, anche del suo stesso colore politico, non andavano bene. I tagli ai comuni, la difesa dei territori dal dissesto idrogeologico, la denatalità, il calo demografico. Conte tocca i temi d'attualità e rilancia un suo cavallo di battaglia. Penso francamente che sia giunto anche il momento di porre una questione settentrionale, perché fatico a spiegarmi questa dinamica tutta italiana di bistrattare le cose che funzionano troppo bene. Il comune siamo arrivati a un punto dove, se dovessero arrivare ulteriori tagli, saremo costretti a tagliare i servizi ai nostri cittadini, quindi è una vera e propria emergenza. Le nostre comunità hanno delle esigenze e noi a quelle dobbiamo rispondere. Per far questo abbiamo bisogno di fondi, non di tagli. Votati anche i delegati veneti in vista dell'assemblea annuale dell'Anci dal 20 al 22 novembre a Torino, dove si eleggerà il nuovo presidente. Il presidente vicario Roberto Pella crede fermamente nel ruolo di Anci nel confronto col governo. Ci sono state delle grosse aperture nei confronti dei territori, con una volontà di procedere a non portare tagli. Credo che Anci debba lavorare con questo rapporto di rispetto istituzionale nel portare quelle che sono le esigenze, ma tenuto conto di quella che deve essere una condivisione, con un unico scopo, che non ha interesse chi vince, ma interesse quello che vincono i cittadini. Associazioni e comitati di nuovo in piazza a Verona con la CGIL in una nuova manifestazione regionale per la difesa del diritto alla salute. Sì alla salvaguardia e al rafforzamento del sistema sociosanitario pubblico e universale. Stop al progressivo peggioramento della qualità di servizi e prestazioni. La CGIL, diverse associazioni e comitati del territorio tornano in piazza dopo Padova, Vicenza, Belluno e Mestre con una manifestazione regionale a Verona per chiedere un radicale cambiamento di rotta delle politiche sanitarie in Italia e nel Veneto. Tutti devono avere diritto a una salute pubblica e universale. La sanità deve dare una risposta a queste esigenze, anche la sanità veneta. I tagli che ci sono e che ci sono stati stanno facendo implodere il sistema anche in Veneto. Abbiamo bisogno invece di risposte e non di una sanità che discrimini i cittadini tra chi può permettersela e chi no. La salute è un diritto, sostengono i manifestanti, e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza deve essere garantita a tutti. Ed è l'importanza della sanità di base territoriale che risparmierebbe alla sanità pubblica tantissime risorse, quindi l'importante è aiutare le persone, specialmente quelle che non hanno diritto al tesserino sanitario, al codice fiscale, e sono tutte pastoie burocratiche che danno questi problemi. I manifestanti scandiscono tre nomi:
no. No al definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, no alle lunghe liste d'attesa, no alla privatizzazione e all'autonomia differenziata. Purtroppo ci sono le avvisaglie in Veneto della riconversione della sanità pubblica in sanità privata. Tant'è che il Veneto è la prima regione, occupa il primo posto per quanto riguarda la spesa sanitaria privata. È entrato nel vivo il progetto dell'Africa Plastic Road per documentare la crisi ambientale nel continente con 2 videomaker d'eccezione made in Veneto. Il duo di documentaristi on the road made in Veneto è sbarcato in Africa e ha già attraversato il Marocco. È entrato dunque nel vivo il progetto Africa Plastic Road per documentare attraverso un reportage l'impatto della crisi ambientale nel continente, dove l'abbandono dei rifiuti in plastica è una piaga drammatica. Protagonisti di questa missione ecologica sono il gallese Edoardo Alberti, videomaker di Media Nord-Est, e Sebastiano Busolin di Marghera, meccanico esperto, che stanno affrontando questa sfida a bordo delle loro moto, messe già a dura prova. La prima settimana di questo nostro viaggio, Africa Plastic Road, è stata, diciamo, abbastanza tosta. Siamo partiti dalla costa est, siamo scesi verso la costa est del Marocco, per poi rientrare verso Zagora, nella zona sud-est, e là abbiamo trovato un po' di difficoltà. In questi primi giorni hanno dovuto affrontare un'alluvione, il crollo di diversi ponti, l'impraticabilità di strade e di intere zone messe in ginocchio dal maltempo, ma il reportage ecologico intanto prosegue con una fotografia chiara della situazione in Marocco. Soprattutto al nord si possono vedere nelle città grosse persone designate e predesignate alla raccolta della plastica, alla pulizia dell'ambiente e alla cura dell'ambiente, quindi si vede che ci tengono. Man mano che scendiamo a sud, adesso siamo nella zona del West Sahara, stiamo procedendo verso la Mauritania e si vede che la situazione sta cambiando piano piano, si ricominciano a vedere qualche piccola discarica a cielo aperto con persone che vivono e lavorano all'interno nel mezzo di fumi tossici causati dalla combustione della plastica, però vedremo mano a mano che si scende com'è la situazione. Siamo in chiusura, vi lascio alla sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon sabato sera.